Pronti? 1, 2, 3. Buona la seconda con veloce Castore Lux che precede Astecca Dimar, poi Rossano, all'esterno punta in avanti Vasterbo, Sky High che ha contenuto Chapeau 3, quindi Cico dei Daltri dalla seconda fila, Castore Lux che va in mano, si presenta e ottiene strada Vasterbo, Sky Numero High 9, che passa Cefalojet, a squalificato. condurre dopo 300 metri di corsa. Vasterbo Sky High al comando e Chapeau 3 che va con decisione all'esterno e attacca. 31 per i primi 400 metri di corsa, Chapeau 3 che prova ad attaccare Vasterbo Sky High, il quale replica. In corda rimane Castore Lux, poi Astecca Dimar, seconda pariglia per Cico dei Daltri. 15,4 la curva di destra, 46,4 per i primi 600. Altra bordata da parte di Chapeau 3 a Vasterbo Sky High che si deve impegnare per ribattere. C'è una frazione violenta sulla retta opposta alle tribune. 14,6 di paletto, 1,1 per i primi 800 di corsa. Vasterbo che replica Chapeau, in corda rimane sempre Castore Lux che precede Astecca Dimar. All'esterno in pariglia Cico dei Daltri, 1,16,4 il primo chilometro, terza pariglia esterna per Caravaggio Griff che precede Cicerone Jet. Davanti alle tribune proseguono in dibattito aperto Vasterbo Sky High e Chapeau 3 che danno vita a un bel duello, un'altra frazione in 14,8 davanti alle tribune. Vasterbo al comando, all'esterno Chapeau, in corda Castore, poi Astecca Dimar, in pariglia Cico dei Daltri che si sembra voler preparare a spostare. 15,4 per la piegata di destra, Vasterbo in vantaggio, Chapeau all'esterno, muove ora in terza ruota Cico dei Daltri, in corda rimane Castore Lux avanti ad Astecca Dimar, quindi Caravaggio Griff quando siamo a 400 metri dalla conclusione. C'è un 15,2 sulla retta opposta alle tribune, viaggia bene il treno alla corda con Castore Lux che segue le mosse di Vasterbo Sky High, poi Astecca Dimar in mezzo alla pista, prova a venire Cicerone Jet, poi gli altri all'ingresso della dirittura d'arrivo. Vasterbo Sky High è in vantaggio nei confronti di Castore Lux, si infila di dentro Astecca Dimar, Castore che va su Vasterbo e tende a passare, Castore Lux che nel finale viene a vincere nei confronti di Astecca Dimar. Al terzo uno stanco Vasterbo Sky High, a completare il quartet il 12 di Zobeider, il quintet il 14 di Caravaggio Griff. 31 ad arrivare, 1,16,2 il ragguaglio cronometrico per la vittoria di Castore Lux. Enrico Bellei in salchi, Marco Azzaroni da programma al training, la signora Anna Fiorentino alla proprietà. Per il successo del numero 2 dello schieramento, Castore Lux che corre di rimessa, segue le mosse di Vasterbo Sky High che viene attaccato nella prima metà di gara dal rivale Chapeau 3. Si deve arrendere però anche per il secondo ad Astecca Dimar in numeri 2, 3, 4, 12, 14, la probabile combinazione del quintet. Con il successo per Castore Lux, Enrico Bellei, Marco Azzaroni, Anna Fiorentina.